che nel dove essere, perché voglio dirvi che nel momento in cui egli fa non prestabilisce ciò che dovrebbe e quindi non ha la consapevolezza del come. Se noi troviamo un gergo in questo, sappiamo che dire non è sempre comprensibile. Quindi il dove nell'A significa che una cosa è oltre. Nel mio sapere, qualsivoglia, porto il come, che è una disponibilità che non è sempre consona, a volte è percepibile in perché. Nella religione si sa che questo porta a un forse e un semmai che probabilmente dice a tutti quanto. Nella scienza invece la fantasia è inesistente, la realtà prevale, quindi tutto ha un senso. Ciò che si dice, ciò che si pensa, ciò che ci si prostra a fare dà continuità all'essere umani e sapere ciò che si farfuglia oppure ciò che si vuole dire non è sempre condivisibile con tutti, a volte l'uguaglianza delle persone non è proprio come ci si aspetta, perché si pensa che dire non dire sia significativo, quando invece con tutta probabilità è solo per blaterare. Allora, io vi dico che parlare non è così scontato. A volte parlare significa dire. Ecco, questo è l'inizio di un libro che avevo iniziato, era tutto così. E questo per dirvi che ho capito molto dalle persone che lavorano nello statale, perché dicono, non dicono, poi non capisci e non ti hanno fatto capire in realtà. Quindi a volte si crede e si cerca nelle altre persone di raccogliere oppure di far proprio quello che dicono. Non sempre, ok, questo equivale o questo è giusto per tutti. A volte imparate anche a non voler capire ciò che gli altri vi vogliono dire, perché a volte le persone non vi vogliono dire niente, assolutamente niente. Quindi non date per scontato che tutti vogliano parlare. A volte le persone bisbigliano cose senza senso. Ecco, io vi spiego, le mie poesie invece sono tutte sensate, sono a senso unico, cercate di capirle e di comprenderle, perché tutto quello che dico, ok, è a livello di privacy, perché vi esprimo l'anima, le mie poesie sono animate, cioè sono tutto quello che è l'anima, le che è in me, ok? Io sono così, io sono essere e non apparire, non appaio, sono. Salve, saluti.